Cari telespettatori, ben ritrovati qui con noi. Ci fa molto piacere avere qui in studio Cinzia Bonan, riavere qui con noi, che è Presidente Coordinamento Anteas Veneto. Grazie. Buonasera, buonasera a tutti. Grazie anche a Luana Moras, Presidente Coordinamento Anteas Venezia, e la trasmissione è in collaborazione con l'FNP CISL del Veneto. Allora, prima cosa, che cos'è l'Anteas? Lo so, l'abbiamo già ripetuto, ma questa volta lo spieghiamo nuovamente bene, perché ripetere aiuta. Sì, e lo faccio assolutamente volentieri, perché appunto è bene che dietro a una sigla poi venga anche compreso effettivamente cosa viene fatto, perché quello che facciamo con le nostre associazioni è molto importante e fondamentale anche per dare un supporto e un aiuto a tutte le persone che sono nelle fasi della loro vita di vulnerabilità, di difficoltà, e possono trovare nelle nostre associazioni un supporto. Perché poi voi siete sul territorio, per cui questo è importante. Anteas si occupa di volontariato e attraverso i volontari fa delle attività appunto nel territorio. Abbiamo più di 200 associazioni in tutto il Veneto, con 7 coordinamenti provinciali che servono proprio per coordinare le attività delle associazioni di ogni provincia. Eccole qua vediamo un po' la cartina, no, che spiega come vi siete sviluppati in tutto il territorio, e ce ne sono tante anche, qua ci sono i numeri di telefono se volete prendere giù nota, sì, dei coordinamenti per avere tutte le informazioni dirette dal territorio, però in ogni territorio c'è una bella presenza capillare. Sì, abbiamo più di 25.000 soci e quasi 5.000 volontari che si occupano poi delle varie attività che sono tante, e poi vi spiegherò anche un po' nel dettaglio, ma volevo in primis ricordare che le nostre attività sono attività che vengono svolte in collaborazione con le ULSS o con le strutture sanitarie, con le case di riposo, con le assistenti sociali dei comuni, con dei professionisti sanitari, quindi tutte attività che non vengono inventate al momento, ma che sono invece frutto di una collaborazione con le strutture che si occupano poi di attività sociali o sociosanitarie a seconda del caso. Ecco, per dare dei numeri, anche se i numeri non servono ma sono importanti, che in Veneto ci sono 214 associazioni con 25.000 soci, sì, è giusto? Sì. È tanto, è una massa critica di associazioni e di soci anche. Sì, siamo in tanti, però per come siamo fatti noi vorremmo essere ancora di più, e questo lo dico come premessa. Dopo tutto questo viene fatto perché dietro alle associazioni ci sono dei presidenti, ci sono dei volontari che fanno parte dei direttivi, che sono i primi responsabili al funzionamento dell'associazione stessa, quindi sicuramente un bel impegno da parte di chi opera quotidianamente nel territorio, perché poi i bisogni con la quale devono far fronte sono tanti, più svariati, e per come sono fatte le nostre associazioni tendono ovviamente a cercare di dare delle risposte anche quando non sempre questo è possibile. Infatti è difficile. Per fare degli esempi concreti, magari chi ci ascolta che si trova in una situazione di difficoltà, di bisogno, ma anche ha voglia di essere più integrato dopo che è andato in pensione in certe dinamiche, facendo qualcosa. Quali sono le associazioni? Cioè concretamente come vi siete sviluppati? Ma guardi, allora, le nostre associazioni poi in ogni comune, perché hanno caratteristica comunale, in ogni comune Anteas con qualche altro nome poi a seguito, perché appunto ci può essere l'incontro, ci può essere la convivendo, ci può essere il filo d'argento, piuttosto che con i nomi che poi ogni associazione intende dare. Però appunto se attraverso i numeri che abbiamo dato prima contattano i coordinamenti provinciali o il coordinamento del Veneto, possiamo dare indicazioni specifiche dell'associazione che c'è nel comune specifico. Ecco, l'acronimo di Anteas è Associazione Nazionale Tutte le Età Attive per la Solidarietà, sì, giusto? Sì. Quindi tutte le età, mi viene in mente pensare quindi anziani ma non anziani.
Ma non prima, solo quando anziani. dicevo appunto le persone in situazione di vulnerabilità, prendevo appunto proprio dentro tutti, perché è vero che ci sono prevalentemente attività che vengono svolte per le persone anziane, vedi il trasporto sociale per accompagnare quelle persone che non hanno più la possibilità di mobilità in autonomia o che non hanno una rete familiare in prossimità, ovvero quando i figli abitano purtroppo lontani e Quindi per cui voi non possono essere a disposizione. Quindi Però siete un po' poi un facciamo punto anche delle focale. attività per i giovani, facciamo delle attività per le famiglie, e quindi siamo appunto con attività molto trasversali. Per le famiglie mi viene in mente qualche associazione gestisce gli orti sociali, per i giovani vengono fatti dei doposcuola dove sono rivolti prevalentemente a bambini e ragazzini di genitori stranieri che non hanno la possibilità di supportarli nello studio, oppure in altre occasioni vengono fatte attività per quei giovani che abbandonano le scuole, per cui per contrastare l'abbandono Quindi molteplici scolastico. settori. Sì, effettivamente le attività che facciamo sono tante, come ho detto appunto, verso le persone che hanno bisogno di avere un supporto della nostra comunità, perché crediamo che il benessere della comunità passi proprio da questo. Poi facciamo attività culturali, sociali che riguardano la trasversalità, ovvero anche chi non è nella condizione di vulnerabilità ma ha solo bisogno di avere l'occasione per uscire, per fare qualcosa di interessante, di intelligente, di culturalmente insomma appropriato È utile. e utile. Ecco, siete nati nel 1996, se non erro, per volontà dell'FNP CISL. Sì, i nostri pensionati sono quelli che hanno fatto nascere appunto l'Anteas, di fatto mettendo insieme alcune associazioni che erano già nate. Il Veneto è precursore, per cui le prime associazioni erano nate proprio qui in Veneto, per dare un supporto e continuità, ma anche per far crescere, perché da allora da qualche associazione, come hai già detto, insomma siamo diventati con più di 200 associazioni affiliate a noi, quindi insomma in questi oltre 30 anni sicuramente è stato fatto, anzi 30 anni quest'anno, è stato fatto un grande lavoro, sì. Benissimo, passiamo un po' all'organizzazione. Rappresenta una realtà territoriale di non poco peso, perché Venezia, poi anche il San Donatese, insomma sono delle realtà belle corpose, ma operativamente come si estrinseca l'attività di Anteas? Cosa possiamo raccontare? Allora, a livello di coordinamento noi gestiamo circa, parlo di Venezia, ma così un po' funziona in tutte le altre province, coordiniamo le Anteas che si sono, sono Anteas veramente, e cerchiamo di dare loro un supporto che è più che altro tecnico, per cui tutta la burocrazia cerchiamo di renderla un po' più facile con la formazione eventualmente ai presidenti e ai segretari. Mentre a livello comunale e territoriale cerchiamo di sviluppare quello che potrebbe essere l'invecchiamento attivo, che è sia rivolto ai volontari che fanno questo tipo di attività, perché si dà loro un ruolo di rimanere attivi, di rimanere concretamente all'interno della società, che è quello che un po' vogliono, ma anche per aiutare gli altri. Effettivamente si cerca di trovare, io dico sempre, bisogna trovare quello che piace alle persone fare, perché è inutile a dire a una persona che non vuole guidare vai a fare il trasporto sociale, lo farebbe malvolentieri, lo farebbe perché in qualità di volontario lo fa per dovere magari, ma non lo fa con lo spirito giusto. Abbiamo tantissime attività, infatti le diceva prima Cinzia che va dall'orto sociale al trasporto sociale, alla gestione di cose molto più importanti, ad esempio tipo Caffè Alzheimer. Abbiamo vari punti di centri di sollievo che danno assistenza sia all'ammalato che ha la demenza, colpito da demenza, ma anche alle famiglie, un sostegno attivo alle famiglie. Che questo anche è molto importante, sembra secondario, invece diventa molto importante perché dà un respiro effettivamente. Sì, effettivamente sì, ma proprio diventano anche loro una famiglia, perché dopo sembra di no, però ritrovarsi 2 o 3 volte alla settimana
insieme si costruisce una rete di sostegno questo è importante. Altre attività che sono, prima si parlava di giovani, ma puntiamo anche al discorso dei bambini, perché si gestisce ad esempio una bellissima realtà. Noi abbiamo visto prima che passavano le immagini del Giardino Segreto, una bellissima ludoteca per bambini da 0 ai 4 anni, dove ad esempio una quindicina, proprio piccoli, piccolissimi, ma siccome vengono con le mamme, questa è una scuola, è la fine di un progetto che si chiama I 101 alberi, ed è stato fatto, questa è la premiazione dei bambini che hanno fatto disegni, libri, è stato proprio fatto un concorso fotografico ed è stata fatta con le scuole, per cui siamo aperti un po' a tutte le età, effettivamente. In genere quando, visto che siete presenti sul territorio, in ogni ambito territoriale, eccetera, quando una persona si avvicina per chiedere che tipo di supporto potete dare, come lo indirizzate, quali istruzioni per l'uso? Allora, prima di tutto noi ascoltiamo, c'è proprio tanto ascolto, per cui cerchiamo di capire effettivamente il bisogno della persona, che tante volte è solamente di compagnia. Gestiamo tantissimi centri anziani, per cui effettivamente tante volte diventa quello, e dentro ci sono tantissime attività, perché si gestisce ad esempio attività di bricolage, proprio anche piccole, oltre la tombola, il gioco delle carte che si fanno, la partita di ciaccole, per cui è importante anche quello, la lettura dei giornali. Però si cerca di offrire anche attività ludiche, ma anche il soggiorno montano, il soggiorno termale, il soggiorno del mare, cioè cerchiamo di offrire delle opportunità che la persona dopo sceglie per stare insieme, perché è quello l'obiettivo. Quindi c'è tanto bisogno di relazionarsi, di creare dei legami sociali, sì, o di ricreare dei legami sociali, di essere stimolati e di trovare una nuova ragione di vita per molti. Sì, effettivamente ritorniamo all'invecchiamento attivo, perché una persona effettivamente viene stimolata a uscire. Prima accennava ai gruppi di cammino. I gruppi di cammino è uno di questi, come la ginnastica al parco durante l'estate. E si cerca sempre di portare le persone insieme, fuori, ma fare qualcosa di bello anche per loro, per cui non è solamente bisogna fare per forza. I formatori, chi fa parte attiva, diciamo così, sono professionisti? Sì, di solito sono professionisti. Chi gestisce il caffè Alzheimer o i centri sollievo, dentro ci sono educatori, psicologi e medici, per cui effettivamente c'è uno staff molto, ma dopo i volontari vengono formati proprio per dare assistenza e aiuto all'attività. Infatti le attività, specialmente dentro questi circoli, sono tantissime, dall'arte terapia alla musicoterapia. Adesso l'hanno fatto, ultimamente hanno portati nei musei, hanno fatto dei laboratori, a Mestre ad esempio all'M9, cioè ci sono veramente. L'altra cosa che non era facile, però sono riusciti, li hanno portato in vacanza le famiglie con gli ammalati. Addirittura, cioè, sì, è impegnativo, sì, molto tra l'altro anche. Ma però con l'educatore, avevano portato via un infermiere, sono riusciti e ne stanno ancora parlando, per cui effettivamente è stata una bellissima esperienza. Allora, interrompiamo qualche secondo e torniamo su questi temi per darvi anche degli spunti io direi di riflessione, perché tutti quanti magari hanno bisogno di un supporto, un aiuto, una motivazione, perché no anche darsi da fare, diventare parti attivi, quindi volontari. Questo può essere un bellissimo stimolo, anche perché abbiamo visto dietro Anteas ci sta un pulviscolo, diciamo così, per semplicizzare, di altre realtà che fanno tantissime cose. Pubblicità, poi torniamo insieme.